Claudio Spoto, la CNA ha organizzato questo grande evento a Taormina, Food Expo, l'agroalimentare siciliano d'eccellenza. Questa sera si sono presentati due piatti importanti della nostra tradizione culinaria a Raffadali, il macco di Raffadali e l'agnello pasquale di Favari insieme ai vini tipici dell'azienda Virone. Sì, 4 giorni di iniziative davvero straordinarie per promuovere e valorizzare le eccellenze siciliane, tra cui anche quelle agrigentine. Abbiamo presentato il piatto del fave con il macco e poi l'agnello pasquale. Ecco, due piatti che abbiamo presentato grazie anche al contributo della Federazione Italiana Cuochi e al Presidente Giovanni Chianetta dell'Associazione Provinciale di Agrigento, ecco perché siamo andati alla scoperta dei prodotti e delle ricette che hanno una storicità. Tutto questo per presentare prima allo Stato, quindi a livello romano e poi anche a livello europeo, la richiesta di riconoscimento per la tipicità di questi piatti, per appunto dare una connotazione ufficiale per quanto riguarda appunto il riconoscimento europeo. Questo significherebbe dare ancora valore maggiore all'enogastronomia siciliana. Abbiamo presentato questi piatti assieme alle altre province siciliane in questi 4 giorni in cui ci sono gli espositori, in cui abbiamo la parte convegnistica, in cui ci sono tavole rotonde, ci sono relatori qualificati di primo piano, ma anche esponenti istituzionali, e poi ci sono presenti anche i buyers, 12 operatori provenienti da tutto il mondo, grazie all'ufficio internazionalizzazione della CNA nazionale, grazie anche all'ITA dell'Italia con l'estero, ecco, l'ufficio italiano con il commercio per l'estero. Ecco, questi sono due aspetti importanti perché vogliamo proiettare i nostri artigiani, i nostri imprenditori attraverso le pietanze, attraverso le eccellenze sul mercato globale. La CNA è accanto alle imprese e oggi con questi 4 giorni abbiamo voluto raccontare la storia, la cultura, le tradizioni e il saper fare del nostro territorio per dare più valore alle imprese, al territorio e alla crescita economica e alle opportunità di lavoro al nostro territorio. Chissà, un'esperienza che magari da ripetere e forse magari anche ad Agrigento, visto che siamo Agrigento Capitale Apertura 2025, si è anche parlato di questo oggi, questa sera a Taormina. Sì, la CNA è sempre molto disponibile. Noi qualche mesetto fa abbiamo organizzato in occasione del Mandorlo in Fiore CNA Arte e Gusto. Ecco, tutte queste sono iniziative tese a valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze. Agrigento Italiana Capitale della Cultura nel 2025 è una vetrina importante, un'opportunità che non possiamo perdere per dare appunto la possibilità alle nostre imprese, alla nostra economia di crescere. Ed è una ipotesi che stiamo valutando, quella di creare anche questa vetrina regionale, questa vetrina importante nel territorio agrigentino in occasione appunto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. La CNA è sempre disponibile a collaborare con le istituzioni perché quando pubblico e privato si mettono assieme i risultati non tardano ad arrivare e noi ci crediamo. Una esperienza questa del Taormina Food Expo che sta andando bene, insomma possiamo fare già un bilancio di questi 4 giorni? Sì, siamo a metà percorso e devo dire che il risultato è veramente eccellente, non solo per la partecipazione ma soprattutto per il tema che abbiamo lanciato, per il consenso che stiamo riscuotendo rispetto a questo obiettivo che ci siamo prefissati. In questo momento si sta svolgendo lo show cooking con la presentazione dei 2 piatti dell'agrigentino, il macco con le fave e poi la pasta con la sarda di Palermo. Sono obiettivi che noi abbiamo voluto così mettere in agenda per raggiungere la certificazione STG, per consegnare al territorio, alla nostra tradizione, quello che è un valore che stava per essere anche snaturato rispetto all'evoluzione della cucina più complessivamente. Con questo percorso vogliamo contribuire alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari più complessivamente, ma soprattutto incentivare l'uso e il ritorno all'uso delle materie prime locali che siano a produzione a marchio comunitario IGP dopo STG.
Marco Vullo in rappresentanza del Comune di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, a Taormina Food Expo, l'agroalimentare siciliano d'eccellenza. Questa sera si sono presentati due piatti e dei vini proprio tipici della nostra terra agrigentina, il Macco e l'agnello pasquale di Favara insieme ai vini Virone. Un momento importante per la città perché ci dà molta visibilità, eccellenze straordinarie presentate come quella del Macco di Raffadali e dell'agnello pasquale di Favara. Macco di Raffadali è prodotto povero che tende a diventare eccellenza del territorio a livello nazionale, un qualcosa di importante, così come l'agnello pasquale che già conosciamo ma che potrebbe raggiungere questo importante risultato grazie al coordinamento generale della CNA nazionale, della CNA Sicilia e della CNA provinciale di Agrigento, una squadra importante che mette al centro dei propri obiettivi queste eccellenze. Il Comune di Agrigento è vicino all'associazionismo e alla confederazione che diventa da pungolo rispetto a queste importantissime iniziative. La città di Agrigento, in occasione della nomina di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, non può essere seconda a non partecipare a questo tipo di iniziative, anzi ci siamo, cerchiamo di esserci e daremo il nostro contributo in termini di presenza ma anche di collaborazione e coordinamento di tutte le iniziative che verranno in avanti. Oggi l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento, dedicata al grande Schifano, presente a Taormina Food Expo, e in questa iniziativa della CNA, ecco, lei ha presentato e descritto e poi anche ovviamente degustare il prodotto per eccellenza dell'agnello pasquale di Favara. Certo, è proprio un dolce tipico della città di Favara, che sappiamo, come tutti sappiamo, la prerogativa è che è ripieno di un cuore di pistacchio che altri non hanno. Ha ricevuto parecchio successo il dolce. Il dolce è stato apprezzato come il Macco e come anche gli altri piatti, ma l'agnello è stato la ciliegina sulla torta, come si suol dire. Ecco, l'Associazione Cuochi dedicata a Schifani ha presentato questa sera due piatti importanti, l'agnello di Favara, ma insomma voi avete anche lavorato per il Macco d'Occhio di Raffadali? Sì, oggi è stato un giorno così importante che a Taormina abbiamo portato i due piatti che ci rappresentano di più, di cui il Macco che utilizza in tutte le case agrigentine, è antichissimo come piatto, in realtà risale a 5.000 anni fa, okay? Ancora oggi siamo presenti in tutti i ristoranti del nostro territorio. L'agnello pasquale, io sono nativo di Favara, perciò rappresenta proprio non solo il paese di Raffadali ma tutto l'agrigentino, di cui abbiamo utilizzato dei prodotti tipici proprio del nostro territorio, in primis il pistacchio di Raffadali, che è diventato doppio da qualche anno, e la mandola del gruppo Diodoro della Valle dei Templi, proprio coltivata nella Valle dei Templi. Grande successo qui a Taormina per la nostra cucina e siamo contenti proprio di essere venuti qua.